Buonasera a tutti, ben ritrovati a questo appuntamento del martedì sera con le dirette della Hildegarda. Bene cari, vi aspetto ovviamente. Sta suonando il telefono, ovviamente. Ecco qua, non so se mi vedete, ci siete, qualcuno c'è? Sì, qualcuno comincia a esserci, 6 persone, benissimo cari, se mi salutate vi saluto anch'io, così vedo chi c'è, che in questo momento non riesco a vedere. Zameina 53, buonasera. Buonasera Tiziana, buonasera a tutti, a tutte. Questa sera Luilia, Antonio, Marietto, buonasera a tutti, bene, sono contenta, passiamo un pochettino di tempo insieme. Questa sera non so se rispondere alle domande o se fare 5 mazzetti. Ditemi voi, vi lascio la scelta. Così, buonasera Sara. Sarei dell'idea di fare una stesa appunto facendovi scegliere fra alcuni mazzetti, così che anche, anche chi si dovesse collegare fuori orario o comunque in altri momenti, tipo più tardi o domani, avrà comunque la possibilità di scegliere quello che lo influenza di più. E magari per far contenta Tiziana possiamo, così faccio un po' contenti tutti, no? Faccio le domande, cioè faccio i mazzetti e vediamo se le persone a cui stiamo pensando sono affidabili, sono sincere. Cosa ne dite? I mazzetti possono dare certo delle indicazioni, ma ovviamente possono essere interpretati sulla base di una domanda, di un argomento. Dunque potremmo scegliere insieme l'argomento e fare 5 mazzetti da 5 carte, il tempo c'è per poterli interpretare correttamente e in questo modo anche, come ripeto, chi dovesse collegarsi poi in differita o in un altro momento avrà sempre la possibilità di godere della possibilità di scegliere e magari lasciamo le domande venerdì. Così anche perché tanto le domande, io sono sempre contenta che voi me le facciate, però sono a vostro uso e consumo, nel senso che valgono solo per l'interessato che pone la domanda. E questa sera facciamo i 5 mazzetti, via, mi sento più di questo tipo, in questo diciamo mood. Poi a venerdì vi dedico la possibilità appunto di fare una domanda per voi. Buonasera Perla. Ok, allora cosa ne dite? Vediamo se la persona a cui pensiamo o le persone a cui pensiamo sono affidabili, cioè se ci possiamo fidare di queste persone o questa persona, potrebbe essere anche una nuova fiamma, potrebbe essere un'amicizia, potrebbe essere un collega di lavoro, potrebbe essere qualsiasi persona in qualsiasi ambito, vediamo se possiamo fare affidamento su questa persona, cioè se possiamo investirci del tempo, se ci possiamo fidare delle cose che ci dice e così via. Vediamo dunque i mazzetti e vi ricordo che la scelta non per forza deve ricadere su un unico mazzetto, potete anche scegliere tra i 5 mazzetti 2, quelli che vi ispirano di più e dargli magari un ordine, no? In modo da avere anche uno spiraglio in più, un'interpretazione in più. Tanto comunque sceglierete cose che saranno affini alla vostra vibrazione e alla vibrazione del vostro pensiero. Pertanto direi che potrebbe darvi magari una risposta anche più approfondita. Vediamo dunque
io sto mescolando il mazzo delle sibille, le nostre amate sibille, che sono 52 anime chiacchierine e che insieme fanno sempre dei bei discorsetti e ci spiegano e ci raccontano delle cose. Allora, vediamo, pensiamo bene se la persona, le persone a cui pensiamo in questo momento sono affidabili. Voilà. Allora, ve le dispongo meglio così che io, come vedete, non le preparo mai prima, dunque a come viene viene. È volata! Allora, stasera uso questo che è un bellissimo quarzo, lo metto al centro. Poi le mie solite che ho sempre sul tavolo a farmi compagnia, ormai sono parte di questa scrivania. Ecco, benissimo, mazzetto 1, mazzetto 2, mazzetto 3, mazzetto 4, mazzetto 5. Come vi ho detto, possiamo sceglierne anche più di uno, possiamo dargli un ordine di importanza, 1, 2, 3, 4, 5. Questa persona è affidabile, posso fidarmi, è sincera? Vediamo il mazzetto 1. Direi che già la prima. Allora, come vedete, da questa stesa partiamo con una carta che ci indica già più o meno il tipo di persona. È una persona che ha un fare non completamente limpido, ma è una persona comunque brillante, capace, che sa cogliere al volo le occasioni. Dunque è possibile che abbia notato una possibilità o comunque un vantaggio nell'avvicinarsi a voi e dunque stia solo aspettando il momento propizio per farsi avanti o comunque cogliere la sua occasione. E tra l'altro questa persona potrebbe essere comunque velatamente e non necessariamente in modo marcato o in modo aperto in competizione con voi. Comunque è una competizione favorevole perché vi sprona a mirare in alto e a farvi avanti, ok? In effetti questa persona, sebbene possa partire con una forma di interesse o non completamente sincera, nel tempo cambierà posizione o cambierà atteggiamento. Diciamo che alla lunga diventerà favorevole per voi, ma vi dovrete dare da fare. Sicuramente dovrete dimostrare il vostro valore, sarà comunque un avversario, diciamo così, o una persona che vi spingerà a darvi una mossa per poter appunto ehm, tenere il passo. Sicuramente una persona che vi stimola grazie proprio al suo modo di essere e comunque che sebbene non lo faccia in modo aperto, voi percepite che c'è una competizione fra voi, e però, come ripeto, alla lunga verrà poi in vostro favore, cioè capirà il vostro valore, però dovrete farlo capire voi. Va bene? E questo è il primo mazzetto. Passiamo al secondo. Allora,
Questa persona a cui state pensando è una persona che è entrata recentemente nella vostra vita, è una persona che dunque conoscete da poco e che, sentite comunque vi sentite in dovere di tutelare o il rapporto con questa persona o la persona stessa, un po' come se ve ne voleste prendere cura. E, nei vostri confronti questa persona ha un'attrazione, però probabilmente o è impegnata con qualcun altro, nonostante abbia un'attrazione per voi, comunque è un po' ferma dov'è. E in effetti questa cosa, o comunque conoscere, e può anche essere che non sappiate che questa persona è impegnata e che lo scoprirete e che questo sia il motivo del dispiacere, anche perché magari ha fatto capire di corrispondere il vostro interesse, o comunque se la vogliamo leggere in un altro modo, magari nell'ambito lavorativo, potrebbe essere qualcuno, un nuovo collega o qualcuno che state affiancando per una nuova mansione, comunque qualcosa che è recente, ok? Parte del passato recente e che comunque ehm, vi stimola in un certo senso a prendervi cura di questa persona, ad accudirla un pochino, come se fosse qualcuno che ha bisogno appunto della vostra presenza e voi percepite un interesse, ma c'è questa carta qua che lascia intendere che sicuramente verremo a sapere qualcosa che non ci farà tanto piacere, che proviene da questa persona. Però alla fine, anche qua, anche in questo mazzetto, c'è un buon esito. In questo particolare caso è un esito favorevole, cioè noi raccoglieremo comunque i frutti del nostro impegno. Ora, se è su un piano lavorativo o qualcuno collegato al lavoro o alla vita di tutti i giorni, non collegato a voi in modo emotivo o sentimentale, è comunque una persona che alla lunga potrebbe appoggiare un vostro progetto, sebbene inizialmente possa sembrare che vi dica di no. Ma oppure se invece è una persona di vostro interesse, è possibile che questa persona abbia già qualcun altro nella sua vita che sia attratto da voi, ma che comunque inizialmente manterrà la sua posizione, motivo per cui vi darà un dispiacere, e comunque alla lunga raccoglierete qualcosa di positivo. Dunque anche in questo caso, ehm, sebbene l'apparire delle cose sia leggermente diverso rispetto all'altra condizione, comunque dà dei dettagli aggiuntivi e differenti. La situazione comunque sarà favorevole alla fine. Dunque questa persona è affidabile, solo che potrebbe essere già impelagato in altro. Uhm, Comunque vi stimola, come ripeto, a prendervi cura o di lui o anche di voi stessi. Vediamo il terzo mazzetto, chiedo scusa. Mettiamolo qua. Mh. Allora, questo mazzetto è il più impegnativo dei 3 che abbiamo visto fino ad ora, perché probabilmente siete, giù di morale o estremamente preoccupati nei confronti di qualcosa. Forse questa persona a cui state pensando vi ha dato veramente dei pensieri e, attualmente non sapete nemmeno in che modo dovete gestire la faccenda. Siete talmente nel pallone che non avete idea di come uscirne. Tra l'altro però la situazione sembrerebbe essere più facile di quella che effettivamente ci appare. Dunque diciamo che siamo un po' tormentati o questa persona ci ha dato motivo di provare e avere dei tormenti, dei dispiaceri. Ehm, Ci giungerà una notizia scritta probabilmente, o tramite messaggio o, cellulare, comunque non comunicata verbalmente, non di presenza. Riceveremo una notizia che ci, affliggerà parecchio.
sarà sicuramente motivo di dispiacere e di sentirci impotenti di fronte a questa cosa. Dunque, come vedete, la progressione in questo senso non è delle migliori. Dunque siamo già abbastanza preoccupati per i fatti nostri, nei confronti di questa persona non sappiamo bene come muoverci, inoltre una notizia che ci daranno o che riceveremo ci metterà davvero di fronte a una situazione che sembrerebbe irreversibile. Attenzione però perché l'evolversi di questa situazione, che ci sembra comunque irreversibile, ci spingerà ad agire magari in modo non positivo, o questa persona agirà magari in modo non trasparente nei nostri confronti, ma questa carta in chiusura ci fa capire che comunque la spunteremo noi, ok? Dunque questa persona non è affidabile, ci ha dato dei pensieri, ma comunque la spunteremo noi, ok? Però purtroppo per la persona in esame questa stesa ci fa capire insomma che la persona non va per noi, sebbene noi possiamo comunque stare comunque sereni, tranquilli, perché in qualche modo ce la caveremo. Dunque, ripeto, più che altro, più che ripeto, magari vediamo un'altra possibile lettura. Dunque, se è una persona del cuore su cui abbiamo messo gli occhi, questa persona non fa per noi, perché comunque ci verrà detto qualcosa che ci farà sentire impotenti. Probabilmente tutto ciò che desidera non è costruire con noi, ma soltanto avere qualche relazione, diciamo così, nascosta. Dunque, dal punto di vista sentimentale, sicuramente questa persona non va bene per noi e possibilmente sarà una relazione che, se era già nata e dunque attualmente era motivo di profonda crisi, andrà a chiudersi, sebbene possibilmente qualche volta in modo furtivo, come proprio vorrebbe dire questa carta, potremmo ancora avere dei contatti con questa persona. Comunque noi staremo bene superata questa fase, cioè forse da una parte la chiusura sarebbe buona per noi perché ci permetterebbe poi di farci un'altra strada, un altro percorso. Da un punto di vista lavorativo o familiare ci fa capire che comunque la situazione non è delle migliori, le nostre preoccupazioni magari sono più grandi di quelle che dovrebbero essere o di quello che insomma richiede la situazione, ma noi ci siamo smarriti nel famoso bicchiere d'acqua e comunque una notizia che riceveremo ci farà sentire veramente impotenti rispetto a questa situazione. Dovremo comunque agire o fare un cambiamento, magari senza sbandierarlo, e avremo la nostra realizzazione. Ma comunque in ogni caso questa serie di carte ci dice che la persona a cui stiamo pensando, o che sia nell'ambito lavorativo, o che sia nell'ambito sentimentale, o un amico, un familiare, quello che è una persona che non va bene per noi. Vediamo il quarto mazzetto. Beh, così. Allora, questo è un mazzetto decisamente interessante. In effetti ci troviamo di fronte a una persona carismatica, molto forte, forte non dal punto di vista fisico chiaramente, ma forte da un punto di vista caratteriale, qualcuno che sa il fatto suo, preparato, sicuro di sé e che sicuramente ha un'aura di fascino molto importante e che sa di essere apprezzato, capace e valido, comunque consapevole del suo valore, consapevole del suo fascino e consapevole della persona che è. Dunque, in questo caso abbiamo appunto di fronte una persona con un temperamento comunque molto aperto, positivo, qualcuno che, come vediamo dalla carta subito accanto, una persona con cui è anche piacevole parlare.
ed è sicuramente qualcuno che innescherà in noi un cambiamento. Dunque non sarà un qualcosa che noi vorremo applicare o attuare, non è un cambiamento voluto, diciamo, da noi, ma è comunque un cambiamento, una trasformazione. E questa persona, come vedete, la progressione eh, comunque è molto favorevole per noi e probabilmente ci sosterrà a modo suo nella realizzazione di qualcosa. Magari dovremo chiaramente impegnarci, non pioverà nulla dal cielo, ma questa persona è sicuramente qualcuno che metterà in moto una trasformazione per noi. Se la vogliamo leggere come un collega o qualcuno sul lavoro, è una persona sicuramente molto capace, è una persona che può darci delle dritte e che comunque sicuramente ha un certo ruolo all'interno del vostro ambito lavorativo, qualcuno che sa guidare, sa parlare, sa ascoltare anche le persone che ha intorno e che probabilmente promuoverà un cambiamento o comunque vi porterà a essere o a crescere nel vostro contesto lavorativo. Magari vi proporrà una promozione o comunque la proporrà a chi poi dovrebbe accettarla, insomma intercederà per voi per un miglioramento, per un cambiamento decisamente positivo e che comunque vi permetterà di raccogliere i frutti del vostro lavoro, del vostro impegno. Dal punto di vista dunque lavorativo, questa persona a cui state pensando è una persona valida e dunque sebbene sia ben consapevole del suo valore, non è uno che prenda i meriti su se stesso e comunque sa come valorizzare le persone con cui lavora. Questo è da un punto di vista lavorativo. Se vogliamo invece una lettura dal punto di vista sentimentale, mettiamo che abbiate pensato a una persona della vostra vita, ah bene, allora sappiamo che questa persona a cui avete pensato, la persona del cuore, è una persona che sa l'influenza che ha su di voi, sa che voi avete un debole per lui, è ben consapevole anche del suo fascino, no? E di avere un ascendente su di voi. Comunque è ben disposto nei vostri confronti, vi sa ascoltare, avete un ottimo dialogo e se vogliamo anche un certo grado di intesa. E, anche qua, comunque questa persona saprà stimolare delle trasformazioni anche interiori dentro di voi e probabilmente anche questa persona stessa cambierà il suo atteggiamento. Se magari all'inizio, vabbè, possiamo suddividerla in due parti. Intanto vediamo una lettura così nel caso in cui sia una persona che è già parte della vostra vita. Se è già parte della vostra vita, sappiate che è possibile che si trasformi in qualcosa di più, cioè che diventi da una persona che comunque c'è un'affinità anche di tipo sessuale, se comunque c'è una forma di passionalità, ma non c'era ancora una costruzione di un certo tipo, perché magari non si è mai aperto o non si è mai dimostrato più propenso verso discorsi, diciamo, più seri, qualcosa cambierà e lo porterà a essere una persona più costruttiva. Magari farà anche lui un cambiamento che gli permetterà di cominciare a progettare e dunque anche a realizzare delle cose. Se invece questa persona a cui state pensando, avendo scelto questo mazzetto, il numero 4, è una persona che avete appena conosciuto, allora sicuramente si può dire che la relazione che nascerà per una affinità mentale. Questa persona comunque vi affascinerà tantissimo e vi affascinerà anche nel suo modo di esprimersi, di esporsi, di parlare e di comunicare con voi. La cosa poi si trasformerà in qualcosina di più importante. Ancora non si parla di costruire
grandi cose, ma la persona potrebbe trasformarsi da semplice flirt, comunque fascinazione nei confronti di un uomo molto capace, molto valido, fino a diventare comunque veramente un uomo o una donna, non necessariamente, cioè questo vale anche per gli uomini che dovessero aver scelto questo, il quarto mazzetto, comunque una persona veramente valida, ok? Dunque questo era il quarto mazzetto, vediamo il quinto. Benissimo, amici che avete scelto il quinto mazzetto, ci troviamo di fronte a una persona, chiunque voi abbiate pensato, che è gelosa. È una persona che sicuramente nei vostri confronti ha una grande debolezza. Probabilmente o è gelosa di voi o è gelosa per voi. Comunque di base ha delle forti insicurezze che lo portano a vivere degli stati d'animo decisamente intensi nei vostri confronti ed è possibile che o non vi sappia valorizzare come si deve proprio per reagire alla sua gelosia, oppure che questo crei delle incomprensioni dal punto di vista caratteriale, cioè è possibile appunto che nascano delle incomprensioni oppure che ci sia comunque della trascuratezza che reca questi stati di gelosia e di incomprensione. Poi chiariremo comunque le interpretazioni sia da un punto di vista lavorativo sia da un punto di vista sentimentale. Intanto però diamo una scorsa alle carte. È comunque una persona con cui avete spesso a che fare, una persona molto vicina a voi, che o è in un contesto familiare oppure in un luogo che vivete veramente come fosse una casa. Però è chiaro che c'è del sentimento, che c'è comunque qualcosa di positivo nei vostri confronti e che magari teme appunto che con queste difficoltà possano magari allontanarvi, ma in realtà questa persona è assolutamente favorevole per voi, molto favorevole per voi. Perciò, sebbene ehm, possano esserci delle incomprensioni o delle gelosie, ma anche reciproche, comunque questa persona assolutamente va bene, è una persona che vi porta anche delle buone occasioni, che vi apprezza per quelle che siete, nel vostro proprio modo di essere, ok? Dunque, vediamo da un punto di vista lavorativo se ci sono stati dei sentimenti contrastanti, delle incomprensioni anche con qualche collega che poteva nascere non tanto per rivalità, ma per divergenza di idee, che è diverso. Non porta quella competizione, ma porta proprio un non comprendersi a causa proprio di due modi di vedere le cose completamente differenti. Però ad ogni modo ci sarà sicuramente la possibilità di appianare le divergenze e di, anzi, probabilmente trovare come conciliarle e dunque come realizzare comunque un successo che porterà fortuna. Dunque, da un punto di vista lavorativo, questa persona con cui avete delle difficoltà e comunque c'era magari un'occasione che non è stata colta nel modo giusto o per trascuratezza o per eccesso anche di impegni, perché a volte può dipendere anche da una difficoltà a gestire le cose, comunque verrà poi appianata e consolidata e questo sarà sicuramente da un punto di vista personale buono perché ognuno consoliderà mantenendo la propria identità, ma collaborando con successo, infatti c'è poi la fortuna. Da un punto di vista sentimentale è possibile che se la persona con cui state pensando al vostro fidanzato, al vostro marito, magari siete gelosi, o lui è geloso di voi, o lei è gelosa di voi, e questo vi porta ogni tanto o
ad essere carenti in un certo senso o a essere troppo in eccesso e dunque portare delle difficoltà, comunque il vostro amore, la vostra storia molto ben consolidata è forte e reggerà, le cose poi si appianeranno. Se invece è una persona nuova che avete conosciuto da poco, allora all'inizio potrà sembrarvi un grandissimo rompiscatole, cioè probabilmente non vi piacerà questa persona e come sempre quando succedono cose particolarmente importanti magari si entra in contrasto con questa persona per scoprire che poi in realtà c'era un'attrazione molto forte che può diventare poi qualcosa di più grande. Ok? Dunque c'è un evolversi di un certo tipo. Bene, e con questo abbiamo concluso il quinto mazzetto. Io vi ringrazio intanto perché siete stati tutti molto carini, saluto anche chi altro si è raggiunto, Cristina, Free Tibet, Anna Maria, Maria, Kat, Regina, Grazia e Alessandra, vi ringrazio tutti, tutte e tutti insomma. Spero che abbiate scelto qualcosa che poi appunto nella stesa e nella spiegazione della stesa vi abbia dato delle risposte o che comunque vi abbia risuonato e vi ricordo comunque, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi anche al mio canale. Noi vi aspettiamo tutti i giorni nei nostri gruppi su Facebook, ciao Claudia, su Telegram, dunque ricordatevi di fare la richiesta di iscrizione e sarete sicuramente accolti e vi rinnovo l'invito anche a partecipare venerdì risponderò alle domande. Ciao Angela. Va bene, così farò contenti un po' tutti. Io vi ringrazio per questo tempo che abbiamo trascorso insieme e ci ritroviamo qui al più presto. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Ildegarda. Buonanotte.